Ciao, buongiorno. Oggi è arrivato un comunicato di Veritas, scusate ma sono ancora reduce di questo benedetto Covid, sono negativo ma come vedete continuo a tossire. Praticamente questo è il comunicato che poi nel video cerco di allegarvi. Praticamente siamo in una situazione molto seria per quanto riguarda lo stato di crisi idrica. Infatti c'è stata appunto una dichiarazione anche del presidente Zaia di cercare in tutti i modi di risparmiare per quanto riguarda il consumo dell'acqua. Vi leggo qui sommariamente qualche punto che a mio avviso è significativo. Allora, l'acqua fornita da Veritas è per la maggior parte di falda, prelevata dai campi acquiferi che si trovano a cavallo tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Il 13% arriva invece dai fiumi Adige, Livenza e Sile. Inoltre il rifornimento dell'area sud e centrale del nostro territorio è supportato dal SAVEC, sistema acquedottistico del Veneto centrale, oggi integrato nelle gestioni idriche. Si tratta di un'infrastruttura molto importante realizzata dalla Regione del Veneto attraverso la propria società Veneto Acque in collaborazione con Veritas, Acque Venete ed Etra all'interno delle province di Venezia, Padova, Rovigo e Vicenza. Questo è stato un investimento fatto negli anni. Vi ricordo che Chioggia ci ha toccato particolarmente per quanto riguarda il megatubo, il tubo che è stato portato da Venezia fino a Chioggia, e qualcuno ricorderà che anni addietro, durante l'amministrazione di Fortunato Guarnieri, c'è stato un periodo che eravamo senza acqua perché allora il nostro acquedotto prelevava direttamente dall'Adige e con il cuneo salino, che poi arriveremo anche a parlare anche di questo, abbiamo avuto un periodo in cui praticamente ci rifornivamo per quanto riguarda l'acqua, diciamo, potabile con le cisterne. Quel periodo è stato superato grazie a questi investimenti che hanno messo in rete le risorse idriche, però adesso stiamo purtroppo tornando a una situazione molto di gran lunga peggiore, perché praticamente sappiamo tutti che sono mesi che non piove, è il secondo anno che non piove tanto e c'è una situazione drammatica. Per quanto riguarda Veritas, dà delle indicazioni di relativa tranquillità. Infatti c'è una lista di cose da cercare di fare, a mio avviso assolutamente utili, e sono quelle, ve ne leggo alcune: quella di controllare eventuali perdite di rubinetti e degli scarichi dei bagni, praticamente dei water closed, perché anche una goccia al secondo può sprecare circa 17 litri d'acqua al giorno. Poi utilizzare sciacconi scarico differenziato che permettano di ridurre e controllare la quantità erogata, installare rubinetti riduttori di flusso che hanno anche questa una funzione di risparmio, preferire la doccia rispetto al bagno, per un minuto di doccia occorrono 15 litri d'acqua, per riempire una vasca a bagno ne servono 150. Tra l'altro sapete, vi consiglierei adesso tra il caldo di fare la doccia fredda, così risparmiate anche sul metano e guadagnate in salute. Ricorderete che noi siamo patiti della doccia fredda e vi assicuro che è veramente un grande beneficio poterla fare. Raccogliere in una bacinella d'acqua di lavaggio della frutta e della verdura e riutilizzarla per innaffiare le piante. Io lo faccio sempre questa cosa qui, e cerco anche altre volte, quando sciacquo un po' i piatti, i bicchieri, una parte dell'acqua, avendo il giardino vicino e anche tante piante, cerco di utilizzarla. E poi utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico. Con un lavaggio settimanale in meno sarà possibile risparmiare in un anno 5.000 litri di acqua e centinaia di euro sulla bolletta elettrica. Poi sul video cercheremo di allegarvi il comunicato intero. Ecco, a parte la situazione casalinga, cioè quindi le abitazioni, c'è una situazione veramente, dire drammatica è poco. Ho parlato oggi, ho chiamato alcuni agricoltori che sono nella zona di Cavanella d'Adige, e prima c'era la possibilità per questi coltivatori di approvvigionarsi dall'acqua del Brenta, perché praticamente ci sono tutti quanti i canali, quindi era una zona fortunata, come ci racconta Giuseppe Boscolo Paolo, presidente di Ortomercato. Perché le coltivazioni funzionano ci vuole spazio, ci vuole la terra, ci vuole l'acqua e ci vuole il sole. Questi sono tre fattori che ci servono assolutamente. Se viene a mancare l'acqua, viene a mancare tutto il resto. Vi ricordo ancora che siamo fermi, purtroppo, per quanto riguarda la realizzazione del ponte sbarramento sul Brenta, che è stato di fatto bloccato per gli interessi privati di un gruppo, adesso lo possiamo anche dire, di egoisti, perché questo è l'unico dato,
perché a fronte di l'interesse di qualche barchetta, che tra l'altro è tutta una scusa, perché le barche delle darsene che sono a monte del ponte sul Brenta possono tranquillamente continuare a passare. Quelle che non passano attraverso i ponti che ci sono già, il ponte della Romea e il ponte ferroviario, comunque devono passare per le chiuse. Quindi grazie a questi soggetti, in particolare un soggetto che ho già citato più volte, siamo in una situazione drammatica, perché le coltivazioni non possono più pescare l'acqua, non c'è acqua, e quindi praticamente siamo alla canna del gas per quanto riguarda le coltivazioni. Ed è una cosa importantissima, soprattutto in questo momento che abbiamo visto che razza di problema c'è con la guerra che è scoppiata tra la Russia e la Crimea, che veramente, abbiamo un orizzonte temporale veramente drammatico. Quindi, tornando a bomba, il consiglio è quello, ognuno nel nostro piccolo, di fare il quanto più possibile di non consumare acqua, e sollecitiamo anche politicamente gli amministratori che ci mettano tutto l'impegno possibile per iniziare i lavori per quanto riguarda la realizzazione dello sbarramento Cuneo-Salino sul Brenta, che perlomeno risolverebbe una parte dei problemi, senza contare, oltre che l'approvvigionamento dell'acqua, anche quello della viabilità, perché vi ricordo che siamo stati praticamente bloccati quasi 2 anni con viabilità del ponte sul Brenta, che era da sistemare, e in realtà ce l'hanno già detto che è stata solo, diciamo, una parte del lavoro, perché è stata fatta una campata, e domani mattina potrebbe capitare magari un trasporto anche troppo pesante e potremo trovarci diciamo, da ricominciare il calvario che abbiamo avuto per ben 2 anni.